Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel credo, subito dopo aver professato la fede nello Spirito Santo, diciamo: credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. C'è un profondo legame tra queste due realtà di fede. È lo Spirito Santo, infatti, che dà vita alla Chiesa, guida i suoi passi. Senza la presenza e l'azione incessante dello Spirito Santo, la Chiesa non potrebbe vivere e non potrebbe realizzare il compito che Gesù risorto le ha affidato, di andare e fare discepoli tutti i popoli. Evangelizzare è la missione della Chiesa, non solo di alcuni, ma la mia, la tua, la nostra missione. L'Apostolo Paolo esclamava: guai a me se non annuncio il Vangelo. Ognuno deve essere evangelizzatore, soprattutto con la vita. Paolo VI sottolineava che evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare. Chi è il vero motore dell'evangelizzazione nella nostra vita e nella Chiesa? Paolo VI scriveva con chiarezza: è Lui, lo Spirito Santo, che oggi, come agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da Lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l'animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la buona novella del Regno annunziato. Per evangelizzare allora è necessario ancora una volta aprirsi all'orizzonte dello Spirito di Dio, senza avere timore di che cosa ci chieda e dove ci guidi. Affidiamoci a Lui. Lui ci renderà capaci di vivere e testimoniare la nostra fede e illuminerà il cuore di chi incontriamo. Questa è stata l'esperienza di Pentecoste. Agli apostoli riuniti con Maria nel cenacolo apparvero lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, del modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Lo Spirito Santo, scendendo sugli apostoli, li fa uscire dalla stanza in cui erano chiusi per timore, li fa uscire da si stessi e li trasforma in annunciatori e testimoni delle grandi opere di Dio. E questa trasformazione operata dallo Spirito Santo si riflette sulla folla accorsa sul luogo e proveniente da ogni nazione che è sotto il cielo, perché ciascuno ascolta le parole degli apostoli come se fossero pronunziate nella propria lingua. Qui c'è un primo effetto importante dell'azione dello Spirito Santo che guida e anima l'annuncio del Vangelo: l'unità, la comunione. A Babele, secondo il racconto biblico, era iniziata la dispersione dei popoli e la confusione delle lingue, frutto del gesto di superbia e orgoglio dell'uomo che voleva costruire con le sole proprie forze, senza Dio, una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. A Pentecoste queste divisioni sono superate. Non c'è più l'orgoglio verso Dio, né la chiusura degli uni verso gli altri, ma c'è l'apertura a Dio, c'è uscire per annunziare la sua parola, una lingua nuova, quella dell'amore che lo Spirito Santo riversa nei cuori, una lingua che tutti possono comprendere e che
accolta può essere espressa in ogni esistenza e in ogni cultura. La lingua dello Spirito, la lingua del Vangelo è la lingua della comunione che invita a superare chiusure e indifferenza, divisioni e contrapposizioni. Dovremmo chiederci tutti: come mi lascio guidare dallo Spirito Santo in modo che la mia vita e la mia testimonianza di fede sia di unità e di comunione? Porto la parola di riconciliazione e d'amore, che è il Vangelo, negli ambienti in cui vivo? A volte sembra che si ripeta oggi quello che è accaduto a Babele: divisione, incapacità di comprendersi, rivalità, invidie, egoismo. Io cosa faccio con la mia vita? Faccio unità attorno a me o divido con le chiare, le critiche, le invidie? Cosa faccio? Pensiamo a questo. Portare il Vangelo e annunciare e vivere noi per primi la riconciliazione, il perdono, la pace, l'unità e l'amore che lo Spirito Santo ci dona. Ricordiamo le parole di Gesù: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Un secondo elemento: il giorno di Pentecoste, Pietro, colmo di Spirito Santo, si alza in piedi con gli 11 e a voce alta e con franchezza annuncia la buona notizia di Gesù, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza e che Dio ha risuscitato dai morti. Ecco un altro effetto dell'azione dello Spirito Santo: il coraggio di annunziare la novità del Vangelo di Gesù a tutti con franchezza, con parresia, a voce alta, in ogni tempo e in ogni luogo. E questo avviene anche oggi per la Chiesa e per ognuno di noi. Dal fuoco della Pentecoste, dall'azione dello Spirito Santo, si sprigionano sempre nuove energie di missione, nuove vie in cui annunziare il messaggio di salvezza, nuovo coraggio per evangelizzare. Non chiudiamoci mai a questa azione. Viviamo con umiltà e coraggio il Vangelo. Testimoniamo la novità, la speranza, la gioia che il Signore porta nella vita. Sentiamo in noi la dolce e confortante gioia di evangelizzare, perché evangelizzare, annunziare Gesù, ci dà gioia. Invece l'egoismo ci dà amarezza, tristizia, ci porta giù. Evangelizzare ci porta su. Accenno solamente ad un terzo elemento, che però è particolarmente importante. Una nuova evangelizzazione, una Chiesa che evangelizza deve partire sempre dalla preghiera, dal chiedere, come agli Apostoli nel Cenacolo, il fuoco dello Spirito Santo. Solo il rapporto fedele e intenso con Dio permette di uscire dalle proprie chiusure e annunciare con parrestia il Vangelo. Senza la preghiera il nostro agire diventa vuoto e il nostro annunciare non ha anima e non è animato dello Spirito. Cari amici, come ha affermato Benedetto XVI, oggi la Chiesa sente soprattutto il vento dello Spirito Santo che ci aiuta, ci mostra la strada giusta e così con nuovo entusiasmo siamo in cammino e ringraziamo il Signore. Rinnoviamo ogni giorno la fiducia nell'azione dello Spirito Santo, la fiducia che Lui agisce in noi, Lui è dentro noi, Lui ci dà il fervore apostolico, ci dà la pace, ci dà la gioia. Rinnoviamo questa fiducia, lasciamoci guidare da Lui, siamo uomini e donne di preghiera che testimoniano con coraggio il Vangelo, diventando nel nostro mondo strumenti dell'unità e della comunione con Dio. Grazie.